Ciao a tutti i visitatori di questo video. Siamo sabato 8 marzo, festa della donna, che io festeggio in escursione. Sono poco sopra l'abitato di Giazzera. La meta di oggi praticamente è il tanto agognato rifugio Vincenzo Lancia, perché siamo comunque nel massiccio del Pasubio, però avete già visto nelle clip precedenti il bellissimo panorama che ho visto strada facendo, quindi seguitemi e vediamo che spettacolo ci riserverà la giornata odierna. Prime indicazioni, vedete Giazzera in discesa, rifugio Lancia, 2 orette. Prima neve del percorso di oggi. Ecco, intanto qui siamo arrivati al cimitero di guerra austro-ungarico, appunto da dove avevo in programma di far partire la mia escursione. Adesso riprendiamo la camminata nella bellissima pianta del Keserle. E guardate che spettacolo, con le montagne a est e a ovest. Rifugio Lancia, 1 ora e 30. E da qua iniziamo ad entrare nel regno della neve e del ghiaccio, quindi mi sa che è giunto quel momento. Ecco, dopo un 5 minuti di armamentario sono pronto. Vedete amponcini e ghette assolutamente da evitare di dimenticare a casa, perché con questo ghiaccio la neve salta dentro lo scarpone, che è un piacere. Quindi adesso partiamo, chiudiamo tutto e incamminiamoci. Personalmente devo ammettere che non avevo mai visto uno strato di ghiaccio così lucido, praticamente inattaccabile, senza ramponcini. Guardate che liscio e che veramente fa impressione anche solo a guardarlo. Quella che ho filmato prima, presumo. Che tu sia il benvenuto nel regno della pozza. Infatti qui siamo nel gruppo del Pasubio, però la zona specifica si chiama Alpe Pozza, rinomina il rifugio stesso Lancia, perché il nome completo sarebbe Rifugio Alpe Pozza Vincenzo Lancia. Lancia, vedete, adesso è calato 1 ora e 10. Vedete, con questa bella carrabile ci stiamo addentrando proprio nel cuore pulsante del Pasubio, perlomeno nel suo versante settentrionale. Vedo le montagne che si alzano intorno a me man mano che proseguo. Veramente bello, tanto bosco finora, ma inizio a scorgere scenari decisamente interessanti.
Guardate che valletta stupenda. Ecco qua cari miei, siamo arrivati a Pozzarionda, quota 1653 metri. Vedete qui una sfilza interessantissima di indicazioni. Allora, avevo visto appunto il sentiero delle Zie, che conduce comunque anch'esso al rifugio Lancia. Da Monte Testo un'ora, Bocchetta di Foxi ancora raggiungibile anche da qui. E guardate, rifugio Lancia 20 minuti, sentiero 101 che non avevo ancora nominato. Intanto per dovere di cronaca mi informo che questa strada si chiama Strada del Pasubio. Oh mamma, ci siamo ragazzi. Apparso improvvisamente dietro gli ultimi abeti. Vai. Rifugio Lancia finalmente. Bellissimo e imponente, guardate che dimensioni. Guardate che accumulo di neve sopra il tetto qui in ombra. Ah, c'è anche una chiesetta che dopo ovviamente andrò a vedere. Intanto facciamo un giro qua intorno. Guardate le indicazioni. Rifugio Generale Papa 3 ore. Bocchetta Foxi 50 minuti. Allora vedete qui ci sono vari sentieri alternativi. C'è il 105 che conduce al Palon in 2 ore e mezza, al rifugio Papa con 3 come dall'altra parte. C'è il 120 che conduce al Papa in 2 ore e 20. Selletta del Groviglio ci sono stato quella volta con i miei cugini, mio padre e mio zio. Qui addirittura Passo della Borcola a 4 ore, proprio dall'altra parte del massiccio. Come vedete intanto sono arrivato anche alla chiesetta, vediamo se si riuscirà ad entrare. Niente porta chiusa, ma giustamente, perché lasciare in balia una chiesa di là qualunque non è il caso. Allora la pausa pranzo alle 10 ci alle 5 di mattina, non l'avevo mai fatta prima d'ora, però con la scusa che stamattina avevo messo la sveglia alle 6:25 in modo da recuperare tempo, perché la strada in auto era abbastanza, perché bisognava girare dalla mia zona, arrivare su Schio Torre Belvicino e girare tutto il gruppo del Pasubio. Infatti Maps segnava 1 ora e 25 di strada. Dopo l'escursione in sé sì, 2 orette, anche meno secondo me. E niente, appunto la pausa pranzo è arrivata così precocemente, diciamo, però me la gusto. Adesso potrò far volare il drone per bene, ammirare il panorama. Avevo quasi in mente di fare tipo un'escursione nell'escursione, ossia partire dal Lancia e fare qualche montagna qua intorno, però non lo so, perché la neve è tanta, mi sembra che i percorsi siano poco battuti e senza ciaspole. Mm.
sono rimasto da solo, quindi mi godo qua un po' le panche esterne prima della ripartenza. Ecco, allora saluto il Rifugio Lancia che mi ha ospitato per questa oretta abbondante. Sono le 12:22, un'ora e mezza praticamente. Riparto e niente, Monte Testo, Roite, Col Santo, Col Santino, sarà per la prossima. Ho appena parlato con una coppia che ho incrociato adesso, appena partito. Mi hanno detto che dal Lancia alla strada della Chiesetta e dopo proseguendo c'è una strada zig zag che porta verso Col Santo, Col Santino, insomma sopra qui, e dopo percorro un tratto in alto, tipo in cresta, diciamo così, nella parte alta della montagna, da dove si vede la panoramica a 360 gradi anche verso i ghiacciai, mi hanno detto, del Trentino, della Lombardia. Adesso mi hanno messo sta pulce nelle orecchie, infatti ho promesso loro una delle prossime volte farò questa escursione. Anche perché tra l'altro poi c'è un sentiero appunto che scende da questi colli, attraversa dei prati e arriva a poco distante da dove ho parcheggiato l'auto, quindi praticamente si ricongiunge con quello di oggi. Ciao Pozzarionda, alla prossima. Intanto ho fatto una bravissima deviazione qui dal sentiero principale per scendere lungo questa laterale, diciamo così. Guardate che cascate di ghiaccio, massiccio proprio. Praticamente qui siamo ai 7 albi, c'è un sentierino breve che finisce poco più avanti. Sono questi, non so se definirli abbeveratoi. Guardate il ghiaccio spessissimo. Interessante. Qua stamattina li ho messi e qua oggi pomeriggio li ho tolti. Ecco qui giunto purtroppo al termine di questa ennesima stupenda escursione. Allora dopo 5,9 km di andata, quindi circa 12 km di escursione, 700 metri di dislivello positivo, e niente, alle precisamente 14:40 minuti sono ritornato alla macchina. Io spero che i video col drone vi siano piaciuti, spero che i video col cellulare vi siano piaciuti, spero che la montagna vi sia piaciuta. Posso solo consigliarvela perché è veramente un posto meraviglioso. Con questo io mi congedo e ci vediamo alla prossima escursione, e sempre tante belle cose nuove e tanti bei posti nuovi da vedere.